isolato per un periodo prolungato, chi rientra dalle aree endemiche, Cina e non solo, e chi dichiara di essere venuto a contatto con casi conclamati di coronavirus. Le autorità italiane stanno contattando i connazionali per farli tornare in patria, presumibilmente sottoponendoli ad un periodo di quarantena. La regione Veneto ha scelto Padova come città sentinella per l'influenza cinese, per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un rischio globale elevato. Ciascuna regione dovrà relazionarsi con l'Istituto Superiore di Sanità a Roma e ciascuno Stato a sua volta con l'OMS in modo indipendente. Campo base per la lotta all'eventuale contagio è l'unità operativa complessa di microbiologia e virologia che si trova al primo piano dell'ospedale Giustinianeo, dentro l'antico chiostro. Già centro di riferimento a livello regionale per i nuovi virus, il dipartimento è gestito a quattro mani dall'università e dall'azienda ospedaliera di Padova. Qui un team di 10 esperti sono pronti a gestire un'eventuale emergenza. Al momento stanno validando il metodo per test e terapie. L'attività di laboratorio è diretta da una donna, Monia Pacenti, specialista in microbiologia e virologia. Ci sono delle forti indicazioni e raccomandazioni a farsi vedere appunto in un pronto soccorso quando c'è appunto una storia di viaggio, di rientro da aree endemiche e quando ci sono sintomi in contatti di pazienti rientranti da aree endemiche. Quindi questo deve essere tenuto molto ben in considerazione per evitare appunto un affollamento di queste unità appunto di lavoro dell'ospedale, in maniera tale da semplificare anche la gestione dei pazienti e del lavoro del laboratorio. Il livello, dicono, non è di allarme ma di attenzione massima. Gli esperti dicono anche che la psicosi non è giustificata, esistono come per ogni influenza delle categorie a rischio, spiegano. L'invito è comunque quello di mangiare carne e pesce provenienti dalla Cina ben cotti ed evitare la selvaggina.